spettacolo che vedete voi quando vedete lo spettacolo. Certo, quando lo vedete. Che spettacolo è? Quello che vedete. Quello che vedete. Per esempio, in questo momento sul palcoscenico chi ci sono? Noi due. In questo momento ci sono Toti e Totino. Ma lo spettacolo chi lo fa? Minchia. Chi lo fa lo spettacolo? Toti e Totino. No. Perché lo spettacolo, noi chi siamo noi? Toti e Totino. No, lascia stare. Noi chi siamo? Giovanni e Paolo. Sì, te lo so, che ci case? Noi rappresentiamo la punta dell'iceberg. Attenzione, lo spettacolo si compone di una linea di demarcazione centrale che è il pelo del mare. Sopra il pelo c'è la punta dell'iceberg. Ma attenzione, noi siamo la punta, che è un terzo, di sotto ce ne sono altri 2 terzi. Ed è importante questo concetto di qua. Certo, perché il pelo si trova a un certo punto, poi sopra il pelo esce un terzo. E se sei con una bella donna ti guarda a me e tu ci sei, ancora c'è una tutto qua e ti dà su. Che c'entra? È figurativo, è metafora questa. Ah, perciò, figuratevi quando è tutta. Capisci? Noi siamo la punta, tu sei la punta dell'iceberg. No, tu, io mi metti di lato. Allora tu ti metti di sopra? No, tu di sopra, fai tutte le cose tu. Fai tutto tu vuoi stare sopra o sotto il pelo dell'acqua? Io non so nuotare, io a piede cammino. Noi siamo la punta dell'iceberg, nel senso noi siamo quello che voi vedete. Vedete. Ma voi lo sapete? Ora facciamo una domanda da porci. Porci noi e porci tutti quanti voi. No, porco tu solo. Perché? Scusa. Ma come ti permetti di dire queste cose alle persone? Perché è una domanda da porci. E io questa domanda non me la porcio. Non me la porci? Se vuoi se vuoi se vuoi fatela tu! Vedi che io mi sono pure fidanzato. Ma con chi? C'è sta, sono fidanzato, quindi non sono più brutto, battuto non me ne puoi fare più, quindi... ma ora che ti sei fidanzato ti assumi le tue responsabilità, lo sai, una donna va portata al ristorante, ora in vacanza, d'estate. Perché secondo te non me la porti in vacanza? Dove la porti? Non lo so, una località di mare, lei vuole andare a mare, non lo so. Portala alle Bahamas. Dove? Alle Bahamas, no, alle Bahamas, dov'è? Una cosa qui in Sicilia, a me piace la Sicilia. Sicilia è bella, comunque la Sicilia è non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Sì. E poi c'è Trapani che è stupenda. Bella, io non l'ho mai vista. Sto vedendo dei viaggi incredibili. Per adesso Trapani fanno un viaggio tutto completo, pensione completa, ti fanno girare la città, 2000 euro a persona. Quanto? Sbatti sul molo. Pa, 2000 euro è Trapani. Non ho capito perché si chiama Trapani. Perché? Perché ti fanno i pittusa. Ne va Trapani, che cosa non mi piace. Facciamo già cosa alla Sicilia. Allora vattene alla riserva dello Zingaro. Bello. C'è il mare. Bello, mi hanno parlato benissimo. È eccezionale la riserva dello Zingaro. 1500 euro, c'è un villaggio turistico. Quanto? 500 euro! La riserva dello Zingaro! Non capivo perché si chiama la riserva dello Zingaro. Perché? Perché ti fottono i bici. Ma hai capito? Ma che hai capito? Ma che fesseria! No, una cosa più... Ragazzi, ma ci sono dei posti in Sicilia stupendi! Vattene, c'è Taormina a qua 2 passi. Vattene alla Scalata dei Turchi! Bella! La Scalata dei Turchi è fantastica. Lì con 1000 euro te ne esci. Quanto? La Scalata dei Turchi! Ma io mi scanto dei turchi! Un po' è la scalata! Cioè qualche anno prima è consumato! A spiadino! Ma che hai capito? Ma che hai capito? Ma che ho capito, che ne so! Manu! Senti, facciamo così, guarda, ho deciso, basta. Me ne vado al mare a Enna con la mia ragazza. Ma non è vero che a Enna c'è il mare! Ma perché che è vero che c'è una zita, come c'è? Cioè la ceretta, io quando mi sdraiano su quel lettino che vado dall'estetista che mi fanno una ceretta mi devono mantenere 4 torturatrici e quello strappo sincronizzato che tu piangi e preghi Signore per favore mai più, per favore mai più. La mia amica è cretina perché tu utilizzi la ceretta, devi utilizzare il silk pill, la macchinetta, è molto meno dolorosa. È una stronzata. È molto meno dolorosa, ma che dici? Tu devi sopportare quella sensazione di 1000 pizzicotti al secondo sulla pelle e quel dolce rumore di sega elettrica.
Invece le single, le zitelle, quante ce ne stanno? Guardale qua, tutte le single, di solito per farsi, diciamo, la depilazione veloce utilizzano il rasoio, la lametta. È perfetta per gli appuntamenti last minute. Non si può mai sapere, all'improvviso una telefonata, ti chiama qualcuno, tu vai sotto la doccia, prendi la lametta, esci dalla doccia con i rivoli di sangue stile Nightmare. Che te ne fai i Twilight, i vampiri, tutta piena, tipo calze a rete nera, tutto un effetto così. E quando lui ti prova a toccare dice per piacere sto cicatrizzando. A quale donna, per esempio voi a Catania avete questo mare stupendo, quante volte no, può succedere d'estate proprio col caldo, ti accorgi di avere una leggera peluria sulle gambe, venite alla playa, questi bei lidi, ti accorgi di avere un poco diciamo di peluzia, allora ti passi un rasoio veloce e poi splash, ti butti nell'acqua salata. Il dolore è atroce. Ti parte dall'alluce, ti senti in arancina che friggi dall'olio bollente. Con un filo solo di voce riesci a dire l'unico desiderio che ti viene in capo. Voglio morire. Ma no poi, no! Perdere l'amore, maledetta sera che raccoglie i calci di una vita immaginaria. Pensi che domani